Ben ritrovati al Notes di Antenna 3. Diamo subito dunque uno sguardo insieme agli appuntamenti di questa puntata. Vi segnalo in apertura che domenica 13 ottobre a Codognè, in provincia di Treviso, avrà luogo la 19ª edizione della Festa della Mela Cotogna e la seconda edizione della Fiera Veneta delle piccole produzioni locali. Dalle 10 alle 18 stand gastronomici, mercato dell'artigianato e spazio bimbi. Troverete anche spettacoli di show cooking, musica e danza. Non mancate! Confronti, non contrasti è la mostra fotografica che Riccardo Stefani presenta al Festival Internazionale di Fotografia del Comune di Padova e rimarrà aperta sino al 27 ottobre. Le fotografie di Riccardo Stefani non sono solo un reportage, una denuncia degli innumerevoli contrasti di degrado che ci circondano, ma la ricerca di significativi particolari sulla nostra interazione con l'ambiente, che mirano dunque a stimolare e favorire una riflessione in grado di cambiare in meglio l'approccio con il pianeta sul quale viviamo. Domenica 13 ottobre alla Fiera di Verona sarà aperta la 69ª edizione della Borsa Scambio Giocattoli d'epoca e automodelli. Saranno presenti oltre 200 espositori con i loro giochi tra bambole, trenini, automodelli, soldatini, giocattoli in latta appunto da vendere e scambiare, e l'ingresso è aperto al pubblico. Nel 1952 fu brevettato il codice a barre. Furono due ingegneri e inventori statunitensi a mettere insieme dei simboli grafici che codificano una serie di informazioni leggibili solo da specifici lettori laser. Fu un pacchetto di gomme da masticare il primo prodotto venduto con l'utilizzo di un lettore appunto di codici a barre. Quel prodotto è oggi conservato al Museo Nazionale di Storia Americana di Washington. Colui che vince gli altri è potente, chi vince se stesso è forte. Lao Tzu. Trissino è situato alle pendici della Valle dell'Agno, in provincia di Vicenza. Data la sua particolare posizione, fu in epoche passate luogo di transito e di insediamenti romani, carolingi e longobardi. Il castello di Trissino, in particolare, antica potente famiglia di origine longobarda insediatasi in questo territorio, fu un autentico simbolo di potestà feudale. Bene, dal Notes di Antenna 3 è tutto. Grazie per l'attenzione, arrivederci.